la mia passione per i tatuaggi è iniziata da piccolissimo, da bambino. E si è evoluta nel tempo, ho sempre disegnato e mi sono avvicinato da giovanissimo a punzecchiare qualche amico e insomma pian piano ho iniziato ad acquisire manualità e apparecchiature. Oggi si inizia in maniera veramente seria e concreta. Si inizia facendo un corso all'ASL e teoricamente un buon apprendistato presso uno studio già avviato. Mi è capitato spesso di tatuare gente anziana, vecchietti, perché si sono sentiti liberi di tatuarsi dopo che si sono tatuati i nipoti. Queste sono le storie che mi affascinano. Molto spesso riusciamo a camuffare o a riprendere o a camuffare per bene vecchi tatuaggi fatti male, sicuramente meglio se sbiaditi. Tantissima gente, la maggior parte, ci richiede dei tatuaggi in stile tradizionale americano, old school, giapponese o maori, tanti tribali maori. I tatuaggi che vengono chiesti una volta sono quelli delle storie raccontate dai clienti, sì. Quelli quando il cliente viene lì, si siede, ti racconta una storia e tu devi trasformarla in immagine. Quelli sono i tatuaggi che vengono fuori una volta sola, nessun tatuaggio è uguale di questi, perché ogni storia nostra è diversa l'una dall'altra e da lì immagini diverse sempre. Storie divertenti, vabbè, sì, ce ne sono tante perché il mio lavoro è tanto divertente. Non so, una coppia di fidanzati, due spermatozoi sul piede. Questi sì, direi che sono tatuaggi divertenti. I miei tatuaggi personali nascono per vari motivi, anche i miei. Vanno a ricordarmi qualcosa in particolare, oppure questo braccio nasce, vi racconto la storia di questo che è breve, ma c'entra tanto col mio lavoro, c'entra tanto con lo studio. Questo nasce, il primo studio che abbiamo aperto. Finalmente avevamo realizzato il nostro sogno, avere uno studio tutto nostro. Avevamo lo studio nuovo, abbiamo comprato tanti materiali e alcuni non conoscevamo nemmeno tanto bene quale fosse poi l'effetto su pelle. Da lì ho donato il mio braccio e sul quale abbiamo provato tecniche e colori che non c'erano perfettamente chiari su come venivano su pelle, le applicazioni su pelle. Si parte spesso dai tatuaggi piccolini quando si è piccoli. Quando si è piccoli c'è un approccio al tatuaggio che viene giusto per provare questa sensazione, chissà se fa male, chissà come sembrerà il tatuaggio sul mio corpo. E andando avanti con l'età si cresce e crescono i tatuaggi, si fanno sempre più grandi, spesso vengono coperti quelli che sono stati fatti durante il periodo dell'adolescenza. Ci sono le quarantenni, donne, parlo di donne, con tutte le loro fenici che stanno a simboleggiare la loro rinascita dopo aver lasciato il marito. Qualcuna rinasce anche un po' troppo spesso, perché rinascono ogni 15-30 giorni, però va bene così. Ho una cliente che ha iniziato con i suoi bei 78 anni a farsi tatuaggi, perché da ragazzina non gli era permesso dai genitori, non erano ben visti.